Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview in una settimana certamente decisiva per il futuro del Catania, perché c'è stato il cambio che tutti voi sapete in panchina, è stato tolta la panchina a Toscano ed è arrivato Viali al suo posto, Viali che è stato presentato mercoledì e che proprio da mercoledì ha incominciato i primi allenamenti con il suo nuovo gruppo. Parleremo ovviamente di questo, tentando di individuare quello che può essere la prossima veste tattica del Catania con il suo nuovo allenatore. Lo faremo insieme a Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio al nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. E dall'altra parte dello studio la nostra Anna, che già vedo splendida splendente. Ciao Anna. Ciao Marco e un saluto ai nostri telespettatori. Io aspetto come ogni puntata i vostri messaggi al 342 77 12 855. Come facciamo di solito, Anna, incominciamo a introdurre il programma della giornata, ricordando che il Catania, come sapete già tutti, giocherà lunedì insieme ad altre squadre importanti del girone, come Benevento e Salernitana ad esempio, ma facciamo il punto proprio con Anna. Vi presento la 33esima giornata di campionato che inizia domani alle 14:30 con Atalanta Under 23 Casertana, domenica 22 marzo alle 12:30 Cavese Foggia, alle 14:30 Cerignola Giuliano, Cosenza Latina, Siracusa Picerno, Sorrento Crotone e Trapani Potenza, lunedì 23 marzo alle 20:30 Catania Caserano, Monopoli Benevento e Salernitana Altamura. Passiamo alla classifica, in testa con 76 punti il Benevento, segue Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 53, Crotone 51, Cerignola 48, Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Altamura 40, Atalanta Under 23 38, Cavese Latina 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giuliano 31, Trapani Siracusa 24 e chiude la classifica il Foggia con 22 punti. Grazie Anna, torno prestissimo da te perché andremo subito con la lente di ingrandimento che ovviamente è dedicata al nuovo allenatore del Catania. Parleremo anche, come sempre facciamo, del Trapani e del Siracusa. Avete visto le posizioni di classifica, sapete ovviamente delle penalizzazioni, del momento che attraversano le due squadre, ma lo analizzeremo anche nel corso di preview. Intanto vado da Carlo per chiederti subito le impressioni su Viali, perché so che hai visto anche la conferenza stampa, circa un'oretta di conferenza stampa. Che impressione ne hai ricavato? Sicuramente grande entusiasmo da parte del nuovo tecnico, ma non potrebbe essere altrimenti. Venire in una piazza così importante, prestigiosa, dopo un'assenza dai campi di gioco notevole, sicuramente dà grandi stimoli e quindi conosce qualche calciatore del gruppo ed è venuto avendo grandi propositi, sa che deve conquistare la Serie B, perché se no sarebbe sicuramente una mossa azzardata, no? È chiaro, è il tema ovviamente che riguarda sia il nuovo allenatore che la società del Catania, perché l'obiettivo è sempre lo stesso, arrivare appunto alla Serie B con un calcio elastico, flessibile, così l'ha definito Viali, ma chiaramente ci occuperemo di lui proprio in questi minuti, anche delle possibili alternative tattiche che avrà il Catania con questo allenatore in panchina. Intanto conosciamolo meglio attraverso la scheda e la lente di ingrandimento con la nostra Anna. Il Catania Football Club ha deciso di affidarsi a William Viali per questo finale di stagione con un obiettivo chiaro: dare equilibrio e concretezza alla squadra nella corsa ai play-off di Serie C. Viali è un allenatore pragmatico, attento agli equilibri, in carriera, spesso chiamato per dare l'input decisivo in momenti delicati. Lo dimostra la salvezza ottenuta con il Cosenza in Serie B, quando subentrò a stagione quasi compromessa, riuscendo a portare la squadra fuori dal baratro. Proprio questa capacità di gestione ha convinto la dirigenza rossoazzurra e restano però alcuni interrogativi. Viali non ha ancora conquistato trofei importanti e questa sarà la sua prima esperienza nel girone meridionale della Serie C, storicamente il più duro della categoria. Proprio per questo Catania può diventare una tappa decisiva della sua carriera. Vincere qui significherebbe regalare ai rossoazzurri la promozione e per Viali conquistare il primo vero grande successo in panchina.
E allora andiamo a rivederle insieme queste grafiche, intanto rivedendo la prima con quella che abbiamo visto proprio mentre Anna parlava, chiaramente il punto sulla media punti, per cui la lente numero 1, eccolo qua, la media punti chiaramente c'è un punto che manca, questo è, manca, nella media punti manca un punto, per cui non è 100 ovviamente ma 1.0, 1.26 e via discorrendo. Ermanno, vado subito da te perché fra poco vedremo anche le altre due grafiche, ma intanto su questa, andando a vedere i sistemi di gioco usati, è un allenatore che durante tutta la carriera ha fatto capire appunto di essere un allenatore flessibile, elastico, come ha detto durante la conferenza stampa. Sì, diciamo che una delle sue prerogative è quello di adattarsi e sapersi adattare a quelli che sono i giocatori con cui lavora e soprattutto non impone un gioco, diciamo dal punto di vista tattico, un gioco chiaro, no? Per esempio siamo stati abituati con Toscano a vedere sempre per lo più la difesa a 3, lui invece è un allenatore che ha cambiato e sa cambiare anche molto bene, l'ha fatto col Cuneo tempo fa in Serie C, passando alle volte da un 3-5-2 a un 4-3-3, a un 4-3-2-1, a un 4-3-1-2, stessa cosa ha fatto nei 2 anni e mezzo a Cesena, scusami. Quindi è un allenatore che in realtà a seconda delle disponibilità degli uomini, disponibilità della rosa, disponibilità dei giocatori può cambiare qualcosa e lo fa anche a partita in corso, quindi secondo me è un allenatore che in questo caso per noi è un pochettino più complesso adesso soprattutto andare a tessere un pochettino quello che potrebbe essere il telaio tattico di Viali, però secondo me potrebbe essere anche questa una cosa positiva per i giocatori perché può dare nuovo stimolo e soprattutto visto che si è parlato tanto in questi mesi, no, di un cambio modulo, di un cambio di sistema tattico, potrebbe essere anche qualcosa per noi spettatori di vedere un Catania anche in un formato diverso, con una sistemazione diversa e vedere se effettivamente alcuni punti interrogativi che lasciava Toscano possono essere risolti proprio dal mister Viali. Queste sono le immagini proprio di Viali durante la conferenza stampa. Andiamo a vedere le altre due grafiche legate all'allenatore, per cui la prima tabella che è legata allo score, lo leggiamo insieme: una promozione con la Lupa Piacenza nel campionato di eccellenza, diverse salvezze difficili in Serie C con proprio Piacenza, Cuneo, i playoff di Serie C e 2 salvezze difficili in Serie B, per cui un allenatore che si esalta anche nelle situazioni in cui magari si deve arrivare a quell'obiettivo specifico. Gli è capitato di lottare per la salvezza, adesso gli capita di lottare per la promozione. I principi di gioco: la compattezza tra i reparti, la verticalizzazione rapida dopo il recupero, l'occupazione della zona centrale, l'attacco con pochi uomini ma posizionati bene. E poi c'è anche la fase di costruzione. Ermanno, una costruzione dal basso ma facile, ma semplice. Sì, non è diciamo ricamata o non ricerca assolutamente come piano principale quello che è una costruzione dal basso, alzando tanto quello che è il rischio di perdita di palla vicino alla propria area, quindi diciamo per alzare l'indice di pericolosità avversaria, scusami. La cosa che mi piace, no, di questo allenatore, perdonami, è che mette soprattutto a seconda, come ho detto prima, no, dei giocatori a disposizione, adatta un gioco diverso, no? Per esempio mi ricordo, l'ho visto qualche volta al Cosenza quando si è dovuto salvare, soprattutto arrivando nei play-out tempo 2-3 stagioni fa. Con la difesa 3? Passava da una difesa 3 a una difesa 4, ma soprattutto la cosa che mi piaceva, che mi preme un pochettino puntualizzare, è la diversità rispetto al calcio di Toscano, che quello di Viali sarà un calcio secondo me più centrale, non lavorerà solamente esclusivamente sulle fasce, ma esalterà anche quelli che sono gli uomini in mezzo, quindi la presenza, soprattutto la ricerca di quello che potrebbe essere l'attaccante, la ricerca di quello che potrebbe essere un trequartista centrale, e soprattutto è un allenatore che a seconda dei momenti della stagione, a seconda dei momenti della gara può cambiare molto, e può cambiare sia dal punto di vista tattico, l'abbiamo detto prima, sì, ma sia anche dal punto di vista proprio dei principi di gioco. Lo vedremo fra poco, anche perché abbiamo preparato delle grafiche e le analizzeremo con Carlo breve sui possibili schieramenti tattici del Catania con Viali. Intanto
intanto vorrei soffermarmi sulla terza grafica che vi facciamo vedere, legata all'allenatore, andando al confronto, appunto, che un po' è emerso anche dalle parole di prima di Ermanno, con Viali, che abbiamo definito come allenatore pragmatico, orientato all'equilibrio e alle transizioni centrali, come ci hai spiegato poco fa, mentre Toscano è un allenatore identitario basato su una difesa a 3 con le catene laterali e la pressione alta. Ovviamente non è facile inquadrare gli allenatori, Carlo, con 3-4 parole di riferimento. Certamente possiamo dire che la società, l'ha detto anche Grella chiaramente durante la conferenza stampa, le immagini le abbiamo viste poco fa, voleva un atteggiamento diverso, il famoso piano B, no? Qualche caratteristica diversa durante la partita che potesse sorprendere gli avversari, forse per un Catania che soprattutto a livello offensivo era diventato un po' leggibile. Sì, sicuramente Marco. Toscano, a mio modo di vedere, paga i 12 punti di distacco dal Benevento. Poi alla fine è questo, tu dici. Perché fino a un mese e mezzo fa Nessuno faceva discussioni di questo tipo. assolutamente, c'erano sicuramente delle lamentele in generale per Sul il gioco gioco espresso, dalla vero? squadra, ma non si paventava mai l'idea di dover cambiare il tecnico. È chiaro che nell'ultimo mese e mezzo i risultati, i 12 punti di distacco dal Benevento e non le prestazioni, certo, perché il Catania a Salerno e a Benevento ha fatto 2 grandi prestazioni di una squadra propositiva che è andata a imporre il proprio gioco in 2 campi difficilissimi, ma dopo Benevento il Catania si è ritrovata a 10 punti di distacco. È chiaro che lì sono nati le grandi perplessità. Tutto parte da Sorrento o da Potenza, chiaramente da quella sconfitta inopinata, e poi il seguito. Da lì. È chiaro che i 12 punti di distacco sono tanti, paga 12 punti di distacco da una squadra che ha fatto una media punti incredibile nel girone di ritorno, e se fino a un mese e mezzo fa il Catania ha contenuto e ha tenuto botta al Benevento, dopo Sorrento, dal punto di vista dei risultati il Catania si è sciolto e quindi ha portato alla proprietà a voler cambiare. Al di là del piacere estetico, tu dici quello che conta, quello che è contato sono stati i punti. Andiamo a sentirlo, Viali, lo avete sentito già nella conferenza stampa, ma abbiamo riassunto in due clip. Innanzitutto parliamo dell'aspetto tattico. Viali. Credo che questa squadra abbia un potenziale offensivo di un livello altissimo per questa categoria. Tra l'altro ho allenato 4 calciatori di questa squadra che conosco molto bene. Al di là di tutto, cercare di aumentare diciamo così, l'esaltazione dei giocatori offensivi, del potenziale che c'è, è una cosa che mi galvanizza molto. Io sono un allenatore molto molto elastico nei numeri, cioè mi piace che i miei calciatori sappiano muoversi molto dentro il campo per mettere in difficoltà l'avversario e cercare di avere una fluidità di gioco più semplice, con diciamo, trasmissioni, comunque passaggi, molti più passaggi rispetto all'aggressione dell'avversario, per avere più scelte e cercare di aprire la fase difensiva dell'avversario. Questa squadra vi assicuro che avrà un'idea ben definita, potrà cambiare. È chiaro che a me la linea 4 a me piace. Ok, lo sapete, questo lo sapete già. Nella mia idea di calcio sono determinanti i calciatori, cioè io devo portare, soprattutto se ho calciatori di un livello elevato per la categoria come qui. Questa squadra comunque ha fatto un percorso, ha delle conoscenze e quindi potrebbe fare, e mi ripeto in questa cosa, più cose, e deve imparare a fare più cose, quindi poter rimanere a 3 ma anche passare una linea 4, e probabilmente succederà anche di alternare. Sotto questo aspetto è il cambio che si intende sotto l'aspetto tattico, è quello, no? Tentare di alternare gli aspetti di gioco, anche il sistema difensivo da 3 a 4, anche durante lo stesso incontro. È un'idea, è quello che si proverà a fare, ne parleremo fra pochissimo. Intanto i messaggi che arrivano dalla nostra Anna e da voi. Ciao a tutti in studio, vorrei chiedere a Marco e a Carlo qual è secondo loro il modulo adatto ai giocatori del Catania. E ancora per Marco, ci dai news su Cicerelli e Forte? Per Carlo, Caturano ritornerà lui con Viali? Per Ermanno, secondo te Viali conferma la difesa a 3 o va a 4?
e poi chiedono chi è la migliore spalla di Caturano per farlo rendere al massimo. Allora, veste tattica lo diciamo fra poco, Carlo? Sì, Quella sì, è la veste tattica migliore. È il clou, no? È un po' il centro della puntata di oggi. Di questa puntata, per cui lo diciamo fra poco. Per quanto riguarda Ciccerelli e Forte, Ciccerelli chiaramente valutato, le sensazioni sono positive, ci sono delle verifiche in corso per vedere se può essere convocato già per questa partita, con chiaramente il cambiamento anche della lista, perché dovrà uscire un giocatore per fare spazio a Ciccerelli, oppure nella prossima partita di Latina. Per quanto riguarda Forte, si attendono proprio in queste ore delle novità importanti per sapere se potrà essere già reintegrato in gruppo nella prossima settimana per rientrare a disposizione proprio per la prossima partita. Caturano, chi la spalla migliore? Lo facciamo dire Ermanno. Ma più che altro, più che il discorso della spalla, il telespettatore parlava proprio del discorso se lo rivedremo. Si diceva tutte e due, mi sembra, ci sono due messaggi, uno lo rivedremo e la spalla. Scegli tu, lo rivedremo? Abbiamo creato proprio una clip video su di lui. Quello che è il Caturano che ci aspettiamo. Allora, anche questo, perché sarà fra poco questa clip video, per cui anche di questo ne parliamo fra pochissimo, proprio di Caturano. Allora, andiamo al core, diciamo, di questa trasmissione, partendo, Carlo, dal 3-4-2-1 di Toscano, tabella 1 per la nostra regia. Questi sono gli interpreti, ovviamente con tutte le scelte che sono state fatte. Chiaramente non stiamo parlando dell'ultima formazione né della penultima, ma le opzioni che ha avuto Toscano nella realizzazione, Carlo, di questo 3-4-2-1 che ormai conosciamo benissimo, con i due trequartisti alle spalle della punta. È chiaro che la squadra è stata costruita per giocare con questo sistema di gioco e c'erano degli interpreti specifici per ogni ruolo. Ricordiamoci che il Catania ha perso anche Aloi, che era un giocatore fondamentale in mezzo al campo, e quindi ha avuto 3 defezioni pesantissime nell'arco del campionato, cosa che invece il Benevento non ha avuto. Il Benevento ha perso solo Simonetti. Infatti Aloi non l'abbiamo neanche inserito in questa grafica. Il Catania ha perso Aloi, Di Gennaro, Ciccerelli, 3 Di Gennaro top l'abbiamo player, messo perché ha giocato un po' di più rispetto ad Aloi. 3 top player per ogni reparto, quindi non sicuramente è poco. Non è poco. Questo è il 3-4-2-1 di Toscano. Allora, restiamo sull'ipotesi difesa 3. Per cui durante la conferenza stampa Viali ha detto: io ad esempio a Cosenza ho giocato con una difesa 3, con nel centrocampo a 5, i 3 soprattutto di centrocampo, 3 giocatori, mentre vediamo appunto Toscano, visto che si parlava appunto del suo 3-4-2-1, Viali diceva: noi andremo ad analizzare il centrocampo. Ad esempio a Cosenza facevo giocare una mezzala di chiare propensioni offensive e un esterno di chiare propensioni offensive. E allora abbiamo provato ad immaginare un 3-5-2 di Viali. Lo vediamo nella tabella successiva con queste opzioni. E vi dico che questa è un'opzione tattica che Viali sta studiando anche ad esempio per la partita con il Casarano, cioè una difesa 3 che poi possa trasformarsi a 4 durante la stessa partita. Carlo? Sì, diciamo che le parole di mister Viali sono state quelle, ecco, a Cosenza ho giocato con un attaccante da mezzala e con un quinto molto, molto offensivo. In questo caso noi abbiamo ipotizzato Jimenez da una parte o Cicerelli dall'altra come mezzala. Sicuramente all'inizio non Cicerelli. Non ci sarà, chi potrebbe fare la mezzala di questo gruppo di trequartisti? Sicuramente Jimenez, sicuramente D'Ausilio potrebbe fare anche se lui la è più mezzala. un esterno, no? Sotto questo punto di vista potrebbe anche essere utilizzato come esterno in questo 3-5-2. D'Ausilio è un giocatore completo, può giocare ovunque, quindi tra gli interpreti che possono giocare da mezzala io lo aggiungerei insieme appunto a Jimenez, così come ben fatto dalle nostre grafiche. Esterno io credo che non rinuncerà né a Donnarumma né a Calasola, soprattutto inizialmente. Sono due giocatori che hanno fatto benissimo. Donnarumma è in crescita rispetto al momento di appannamento che ha avuto. Casasola è indiscutibile, è uno dei leader carismatici della squadra, ma se volesse aumentare il potenziale offensivo e mettere qualche giocatore più offensivo, sicuramente
potrebbero giocare in quel ruolo Bruzzaniti, potrebbe fare un quinto offensivo, potrebbe essere anche Lunetta, perché no? Certamente, anche perché sappiamo che Lunetta è abile a giocare proprio in quel ruolo. Questa opzione della difesa 3, magari ancora non con degli interpreti prettamente offensivi, è un'opzione valutata chiaramente per la partita contro il Casarano. Andiamo a vedere invece, vi voglio fare vedere ancora una parte della conferenza stampa. Questa volta andiamo più sotto l'aspetto emozionale e non tattico. Sentiamo ancora Viali. Il playoff, ci tengo a sottolineare una cosa fondamentale: per i miei calciatori non deve essere un assillo. Tutti sanno e devono sapere che quando vengono a Catania in Serie C, per la storia, per i nostri tifosi, bisogna competere per vincere, questo è assodato, ma non deve essere un assillo, perché l'assillo può portare anche a limitare le prestazioni del singolo. Questa squadra ha un obbligo: competere per vincere per i propri tifosi, questa è obbligata. Una cosa che dico spesso alle mie squadre: la tattica, lavoreremo la tattica per giocare meglio dell'avversario, ma la tattica non vince, signori, vince il cuore, vince l'alchimia. Il cuore e l'alchimia, è questo il Mi trovo messaggio. perfettamente d'accordo. Io alle mie squadre dicevo sempre, tra una squadra organizzatissima, che è super allenata benissimo, e una squadra che invece è una banda, e quindi la squadra che è allenata bene non ha grandi motivazioni, ma una banda di ragazzi con grandi motivazioni. Vince la squadra che ha grandi motivazioni, non c'è ombra di dubbio. Nello sport, sfonda una porta nello aperta. sport la testa è fondamentale, chiaramente quello che si prova a fare attraverso appunto gli sforzi di tutti i giorni per arrivare al risultato. Dicevamo dell'attacco e torno da Ermanno, perché poi andiamo con Carlo invece ad esaminare quelle che possono essere le alternative con la difesa 4, quelle che potrebbero essere le principali novità verso il futuro. Caturano, abbiamo detto prima Ermanno di un Caturano che deve ritornare centrale in questa squadra, se ne è parlato tanto anche in questi giorni per i primi allenamenti e allora voglio andare a vedere appunto questa fase dell'ultima partita. Sono gli ultimi minuti della gara in cui Caturano è diventato centrale nuovamente per il Catania. Sì, già diciamo che le clip è partita, però poi sicuramente la rivedremo dall'inizio, però ci tenevo a far vedere un pochettino quello che è la qualità di questo giocatore, no? Perché ha mostrato veramente tante ombre da quando è a Catania e non ha mai potuto mostrare quella che è la sua vera luce, quello che, per cui è stato acquistato, per cui comunque tutto il popolo rosso-azzurro gli richiede, no? Quell'importanza lì, però l'importanza gli viene dall'attaccante napoletano, viene principalmente quando viene stimolato, quando viene messa al centro di un progetto, no? La bravura, no, secondo me di Viali, che già lo conosce e lo ha avuto, l'ha fatto addirittura 55 presenze con Viali, trovando 18 gol e 6 assist. E di quelli che lui ha allenato con Cesena, cui, sì, esatto, se l'è con trovato cui per ha 2 anni e avuto mezzo. un rapporto Addirittura diciamo. il capitano di quella squadra di Cesena, quindi è un giocatore secondo me che con Viali ritornerà al centro, però ha bisogno di essere stimolato nel modo giusto, nel modo migliore, deve essere cercato perché ha qualità incredibili e partendo proprio da questa clip video che secondo me sintetizza, abbiamo analizzato solo questa piccola azione, però sintetizza al massimo quello che secondo me è la qualità, le capacità del giocatore. Qua vediamo, vedi, se gioca vicino a un compagno riesce a essere stimolato meglio, a ricevere anche palloni molto più puliti. È un giocatore che sa prendere posizione benissimo dall'avversario, qui non si mette mai piatto, ma si mette sempre di fianco, sa già prima, anticipa già prima la giocata che deve andare a fare, poi sa muoversi bene dentro l'area. Il mister durante la diretta ha esaltato questo tiro che non è facile perché si coordina in poco spazio ma riesce a trovare forza e precisione. È bravo qui il portiere, ma poi la cosa che mi piace è nel continuo dell'azione si trova in un 1 contro 2, quindi in inferiorità numerica, è bravissimo ad eseguire questo taglio sul primo palo anticipando la corsa dei difensori. Poi non è bravo e neanche fortunato nell'andare a colpire il pallone, però vedi, in questa azione si vede il posizionamento, la presa di posizione dall'avversario, si vede il movimento, si vede lo smarcamento, si vede il tiro in porta, si vede l'attacco dell'area. Una parola sola, sono tante si vede Caturano. Si vede Caturano, e non è un caso che magari in questo momento sia arrivato
in una fase della partita in cui il Catania gioco forza doveva cercare il gol del vantaggio, in cui anche gli uomini che gli sono stati messi a fianco creavano più densità lì in quella zona di campo. La richiesta, no, che secondo me Caturano fa alla squadra, che Caturano fa all'allenatore, non arrivare all'87esimo per poter fare vedere questo, e credo per che, poter mettermi in mostra. questo sia uno dei motivi dell'avvicendamento. Andiamo adesso alla difesa 4, Carlo, perché anche la difesa 4 sono dei sistemi, chiaramente ne vedremo 3, che possono essere utilizzati dal tecnico, che ha utilizzato il tecnico Viali durante la sua carriera, e se chiaramente parliamo in questo momento di una difesa 3 favorita per la prossima partita, perché chiaramente alcuni dettami non si cambiano in pochi giorni, ci possono essere delle evoluzioni a partita in corso o nel futuro. Una di queste è il 4-2-3-1, che tu ci inquadri come, Carlo? Come il sistema di gioco sicuramente ideale per sostituire il vecchio sistema di gioco, perché in questo caso c'è tanta specificità in tutti i ruoli. Ci sono gli uomini e la veste proprio, ecco, vedi, per tornare alla domanda. Sono messi proprio tutti nelle loro posizioni e quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Tutti i trequartisti sarebbero sfruttati nei loro ruoli ideali e quindi ci sarebbero doppioni in ogni ruolo. Se dovesse cambiare la difesa e mettere una difesa a 4, il 4-2-3-1 è il vestito che più si adatta al materiale, alla sfotto che c'è a disposizione. Abbiamo anche risposto alla domanda del nostro telespettatore di prima. 4-2-3-1 è un'opzione, chiaramente quella che in molti, devo dire, considerano come una veste tattica che può essere quella del Catania del futuro. Andiamo a vedere le altre due alternative, Carlo, che sono il 4-3-3, che può essere anche ovviamente 4-3-2-1, basta centrare i due esterni. In questo caso, altro sistema di gioco che è stato utilizzato ad esempio a Cesena da Viali, e questo è un sistema di gioco adattabile ai giocatori del Catania. Meno, secondo te, del 4-2-3-1? Meno sicuramente, perché qui devi adattare qualche giocatore, vedi Menez, e lo devi mettere nella linea di mezzo. Il Catania, sappiamo, ha 4 centrocampisti di ruolo, più i Menez diventerebbero 5, e quindi un attimino snanuterebbe quelle che sono le qualità tecniche della rosa a disposizione, ma è un sistema di gioco che tranquillamente potrebbe essere a disposizione del tecnico, perché Jimenez ha dimostrato che anche da mezzala o addirittura da play potrebbe agire in un centrocampo a 3. Ti faccio parlare anche di un giocatore, poi andiamo all'ultima clip, che è l'ultima grafica che facciamo vedere, di un giocatore come Corbari, che spesso abbiamo detto è un giocatore che nel 3-4-2-1 di Toscano ovviamente era un po' sacrificato, nel senso che era un giocatore che rende di più chiaramente da mezzala. In sistemi di gioco come questo potremmo vedere forse il Corbari della Virtus Entella. Centrocampo a 3, sicuramente Corbari, che è un'ottima mezzala di inserimento, ne trarrebbe giovamento. Deve capire i pro e i contro, mister Viali, quali sono, se sono di più i pro o i contro di passare a un centrocampo a 3. Un centrocampo a 3. Per esaltare quelle che sono le caratteristiche dei suoi giocatori. Che poi la cosa del centrocampo a 3 diventerebbe abbastanza evidente anche nel caso si pensasse a un 3-5-2, chiaramente, perché è la il centrocampo è appunto esattamente sempre a 3. Andiamo a vedere l'altra veste tattica, 4-3-1-2, per concludere, perché qui ci sarebbe ovviamente la versione del trequartista, quella proprio classica, Bruzzanito Cicirelli in questo caso, e gli attaccanti Forte e Caturano e Rolfini. A proposito di spalle, no? Si diceva prima Caturano e Rolfini, Caturano e Lunetta, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, anche D'Ausilio potrebbe fare tranquillamente il trequartista, quindi anche Cicirelli potrebbe fare la mezzala, quindi c'è tanto materiale a disposizione per sbizzarrirsi. Vedremo cosa sceglierà mister Viali per intraprendere questo nuovo cammino del Catania. Io l'unico diciamo, dubbio, no, che ho di un'ipotetica difesa a 4 è, secondo me, vai a abbassare un po' troppo il raggio d'azione di Casasola. Perché Casasola, secondo me, ci ha fatto vedere delle prestazioni fantastiche da quarto, da quinto, ma abbassando nella linea di difesa non so se si esalta tanto come giocatore. Però, come ha detto benissimo il mister, se vai a giocare
col 4-2-3-1 hai coppie praticamente in tutto il tridente, diciamo, dei tre quarti, e secondo me puoi far splendere giocatori che in qualche modo sono stati anche messi in secondo piano, come Bruzzaniti, come Jimenez, anche come Corbari, se dovesse giocare con una mezzala. E l'altro punto interrogativo è l'idea di Pieraccini, Ocelli, che comunque sono dei braccetti veri e propri. Secondo me con l'ipotetica difesa a 4 potrebbero trovare un pochettino meno spazio. Perché certamente sarebbero meno adatti a determinati tipi di ruolo. Anche Miceli. Anche Miceli, esatto. Sicuramente. Esatto. In una difesa a 4 un tantino viene penalizzato, perché è il perno centrale di una difesa a 3 da tantissimi anni. Vi abbiamo detto, appunto, avete sentito anche la conferenza stampa, ha detto Viali, questa è una squadra che in difesa ha fatto benissimo quest'anno. La difesa è una certezza la difesa la difesa parte da una difesa a 3, dunque chiaramente certe basi magari vanno aumentate, ma forse anche consolidate, per cui ecco perché dicevamo che un'opzione può essere quella di ripartire con la difesa a 3 per dare anche delle opzioni alternative con la 4. Proprio molte volte il mister in telecronaca l'ha detto spesso, alle volte in alcune situazioni della gara bisogna anche osare, bisogna mettere qualcosina in più e passare da una difesa a 3 a una difesa a 4, anche con Casasola con Casasola e Donnarumma, che alzano un pochettino il baricentro, quindi difendere praticamente solo con 2 difensori centrali in alcuni momenti della gara può essere certe volte decisivo, basta spostare un uomo, lo vedremo anche nel Casarano, no? Sì. Basta spostare un uomo per poi rendere la difesa da 3 a 4 e chiaramente adattarti alle circostanze della partita. Ovviamente devi avere gli interpreti adatti. Vi abbiamo un po' spiegato quelle che possono essere le alternative tattiche di Viali, e noi ci fermiamo e ci ritroviamo fra pochissimo, perché parleremo subito del prossimo avversario del Catania, il Caserano, che arriverà al Massimino lunedì. Di nuovo in studio per la seconda parte di preview, che inauguriamo andando a parlare del prossimo avversario del Catania, partendo dalle statistiche a confronto con il Casarano e il Catania, con quello che è stato fatto, quello che è il momento attuale delle due squadre. Poi lo vedremo meglio per quanto riguarda la squadra di Bari. Chiaramente questi sono i dati anche come gol fatti, come gol subiti, ma soprattutto la differenza appunto fra quello che è stato fatto in casa dal Catania e in trasferta per il Casarano, che viene da un ottimo risultato casalingo. Viene da un ottimo risultato casalingo, ma in casa il Casarano ha fatto praticamente il 70 e più per cento dei punti. Infatti in trasferta ha trovato molta più difficoltà, ha fatto solamente 4 vittorie e 2 pareggi, il resto sono 10 sconfitte. Però diciamo che il punto chiave su cui mi vorrei focalizzare, che proprio fa vedere la differenza tra le due squadre, sta nei gol subiti, no? Perché il Casarano, anche se si trova nella nona posizione, perché è una squadra che comunque sa giocare offensivamente, ha fatto anche abbastanza bene, però a livello di gol subiti è una squadra che concede tanto. Infatti addirittura è penultima in classifica, nella classifica ovviamente generale della Serie C, del girone C, scusate, con 52 gol subiti, a differenza del Catania che invece ne ha subiti solo 18. La bravura adesso anche del nuovo innesto, del nuovo allenatore, è quello di mantenere quella casella 0 nei gol subiti in casa del Catania, che è stato poi, che il Massimino è stato il fortino vero e proprio di quei 64 punti generali. È la caratteristica del Catania, insomma, il record, diciamo che è una cosa che secondo me un po' tutti vogliono mantenere, anche perché è stato Catania nessuno è riuscito a fare gol e si è portato avanti quello che sono le 0 anche sconfitte casalinghe, che è uno score abbastanza importante. Per parlare del Casarano io mi collego, vedo già nel monitor, eccolo qua, con Simone Toma di diffusione stereo. Ciao Simone, buon pomeriggio. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Allora Simone, intanto diamo un'indicazione su quello che è il momento del Casarano, che viene da una partita, da un successo molto importante, fra parentesi con protagonista un giocatore che noi conosciamo tanto bene come Chiricò, per cui raccontaci un po' il momento del Casarano, ricordando fra parentesi che il Catania proprio a Casarano ci ha lasciato le penne nel girone d'andata. Beh, come hai detto tu, il Casarano viene da un buon momento, perché la vittoria casalinga di sabato scorso ha, diciamo, riacceso un pochettino la piazza dopo
la brutta sconfitta nel derby contro il Monopoli. Pertanto il Casarano sabato ha fatto di nuovo rivedere per l'ennesima volta, insomma, che quando gioca a calcio riesce a mettere in difficoltà tutti. Ascoltavo prima le vostre parole, il Casarano è un double fast. Casarano in casa è una squadra, fuori casa è un'altra squadra. Infatti in casa delle grandi qui al Capozza non è riuscito a vincere nessuno. Vedi il Catania, vedi la Salernitana, vedi il Benevento, vedi il Cosenza. Hanno praticamente perso punti tutti o addirittura perso. Quindi il Casalano, diciamo, al Capozza in casa è una squadra, fuori casa, dite bene, insomma, fatica molto a trovare gli giusti equilibri. E sicuramente la partita di lunedì non sarà una partita semplice, vuoi per lo stadio importante, vuoi perché andiamo ad affrontare un avversario importante, vuoi che c'è stato il cambio dell'allenatore, quindi non si sa che Catania troveremo, insomma, credo che sarà veramente molto difficile per noi lunedì, insomma, lì a Catania. E allora andiamo a vedere un po' quella che può essere la probabile formazione, Simone, del Casarano, quella schierata da Di Bari. Ci farai capire anche se le indicazioni portano magari a una conferma rispetto all'ultima squadra che ha fatto tanto bene nell'ultima partita. Certo. Io credo che mister Di Bari riconfermerà in toto questa squadra. Non ci dovrebbe essere nessun recupero dell'ultimo momento, pertanto credo che ci sia la riconferma sicuramente di Geca, che non vedeva il campo da un pochettino di tempo, ma sabato autore di una grande prestazione insieme a Bachini e Mercadante. Cerbone, il baby prodigio, che tutti ne parlano, insomma, sicuramente lo rivedremo anche lui all'opera lunedì a Catania, perché prestazione dopo prestazione, partita dopo partita, si sta ritagliando un ruolo molto, molto importante. Ricordiamo che Cerbone è un classe 2007, certo, ed è in rampa di lancio. Non possiamo fare almeno del vostro ex giocatore Chiricò, perché 15 gol in campionato, 4 assist, insomma, parlano da sé. Si sta giocando addirittura il titolo di capocannoniere quest'anno, quindi non si può fare a meno di un giocatore come Chiricò, e sicuramente la punta sarà di nuovo Grandolfo titolare. E per quanto riguarda il resto, insomma, dovrebbe essere questa la formazione che scenderà in campo lunedì. Grazie Simone, allora buon lavoro, chiaramente ci ritroviamo. Sarai a Catania? No. Sì, no. No, non sarò a Catania, no, purtroppo no. Seguirai dalla Puglia il Casarano. Grazie a Simone, Toma per il collegamento. Grazie a voi, alla prossima. E allora andiamo, io voglio tornare dal nostro Ermanno, perché voglio rivedere alcune situazioni tattiche del Casarano, perché soprattutto a livello difensivo si parlava di una squadra che ha due volti, un volto in casa e un volto in trasferta, e di una squadra comunque che sa alternare, lo dicevamo prima, da difesa 3 a difesa 4, è una squadra comunque che questo lo sa fare. Sì, diciamo che in alcuni momenti della gara, anche lui non l'ha messa a 3, però in alcuni momenti della gara, come vedremo, la squadra poi diventa a 4, anche per la duttilità di Mercadante, di Celiento e Gianfi. Qua vediamo, una struttura a 3 con i 4 centrocampisti come ce l'aveva presentati il giornalista proprio di Casarano. Qua vabbè, era semplicemente per analizzare un po' qualche dato tattico, mentre qui contro il Cosenza, proprio nell'ultima prestazione, vedi nei minuti finali, quando c'era da difendere un po', quando c'era da coprire maggiormente la profondità, preferisce il mister Vito Di Bari mettersi con una difesa a 4. Geca in questo caso diventa difensore centrale, mentre Mercadante e Celiento si abbassano nella linea. Sia in questa situazione che quasi allo scadere, ancora oltre, perché la partita poi va oltre il 95esimo, c'è un'altra
un'altra situazione dove vedi proprio la linea 4 che si muove e scala in zona palla ed eseguono proprio un lavoro di reparto, non attenzionando più gli uomini, ma lavorando, passando da quello che è un concetto di difesa a 3 a un concetto di difesa a 4. Quindi potremmo vedere questo e queste varianti anche durante la partita del Massimino di lunedì. Non penso dall'inizio, perché inizialmente mantiene quello che è lo stile dei 3 difensori centrali, anche se Ferrara non tanto, però dall'altra parte c'è Liento, lo ricordiamo più come un gran lavoratore dal punto di vista difensivo, è più un terzino destro, un difensore addirittura centrale, che in questo momento si sta reinventando come esterno di centrocampo. Quindi secondo me potremmo vedere un Casarano che a seconda della partita, a seconda delle difficoltà o delle possibilità della gara, si può mutare da un aspetto all'altro. Da un aspetto all'altro, è un po' quello che si sta chiedendo, proverà a fare il Catania nel futuro, l'abbiamo anche detto. È un Casarano però, Carlo, che è una squadra molto esperta, esatto. Marco, perché giocatori veramente esperti di categoria, radicati nella categoria e con qualche adattato, perché Ferrara sicuramente è un giocatore offensivo, è un attaccante, una seconda punta che sta adattando mister Di Bari da esterno a tutta fascia a sinistra per l'assenza di Pinto, perché preferisce far giocare Mercadante da braccetto di sinistra. C'è Liento, lo conosciamo dalla Casertana, secondo me è uno dei migliori interpreti da braccetto di destra e viene adattato come quinto di centrocampo, un giocatore forte difensivamente, bravo negli inserimenti soprattutto sulle palline attive, ma non ha le caratteristiche di Casasola, ecco, per farci capire. Per farci capire, quindi può essere adatto a creare poi una difesa sicuramente a 4. Poi è ritornato, il giornalista parlava del ritorno al gioco, il mister ha parlato proprio dell'esperienza in mezzo al campo, è ritornato un giocatore non da poco che è Maiello. Perché Maiello 34 anni, ma sappiamo benissimo, forse il primo anno di Serie C, perché ha più di 60 presenze in Serie A, ha esordito a 18 anni con Napoli, non indifferente, più di 300 presenze anche in Serie B, cioè un giocatore che sa mettere grande ordine in mediana, accanto a Logoluso che è un grande lavoratore, uno stacanovista. Secondo me hanno ritrovato quello che è un pochettino l'equilibrio che nelle ultime partite prima di Cosenza avevano perso. Noi fra poco andiamo da Franco Cammarasana e poi successivamente da Marco Petrolito per parlare di Trapani e Siracusa. Io prima però voglio andare dalla nostra Anna per altri messaggi che arrivano da casa. Secondo me Viali o Toscano cambia poco, sono legati al risultato, ma che impressione vi ha fatto il nuovo allenatore? Viali è un allenatore duttile, in carriera ha giocato a Cesena con il 3-4-2-1 e il 3-4-1-2 e ad Ascoli e Cosenza ha usato il 4-3-3 e il 4-3-2-1. Invece Antonio da Catania, così dal nulla, ci scrive un saluto a Carlo Breve, ex vicino di casa. Buonasera a tutti, volevo sapere quando è previsto il rientro in gruppo di Di Gennaro, un saluto agli ospiti studio e alla bellissima Anna. Carissimi Ermanno e Carlo, mister Guglielmo, bellissimo che già è stato battezzato il nuovo allenatore da William a Guglielmo, mister Guglielmo vuole la squadra molto alta che pressa ai limiti dell'area avversaria, ma questo Catania ha dimostrato che a campo aperto nelle ripartenze soffre tantissimo le palle lunghe, per i suoi difensori molto statici, quindi sarà un pericolo. Che ne pensate? Saluti da Antonio. Allora, parliamo subito di Guglielmo? In realtà una delle differenze, no, tra Viali e Toscano era proprio la differenza anche della pressione, perché Viali possibilmente perché non ha mai avuto una squadra che doveva fin da subito trovare i 3 punti, forse perché ha sempre lottato più per delle zone di salvezza che per la conquista di un titolo, ha attuato sempre una pressione un pochettino più bassa ed equilibrata, a differenza di Toscano che vedevamo portare addirittura, l'abbiamo visto più volte, Miceli anche oltre la linea del centrocampo, Pieraccini, vederlo quasi accanto a Casasolo, accanto a uno dei trequartisti in pressione. Lì secondo me cambierà anche qualcosa, poi bisogna vedere, ti ripeto, ci stiamo basando su quelle che sono le vecchie esperienze degli allenatori, però sì, se ovviamente fai una pressione alta concedi qualcosa alle spalle. In realtà se c'è Allegretto e c'è Pieraccini come braccetti, a livello di gamba sono dei giocatori che hanno una grande qualità secondo me, però sicuramente Miceli o Di Gennaro non avevano questo, ma staremo a vedere. Il nostro telespettatore Assunto, che ha ripetuto tutto quello che abbiamo detto all'inizio, i vari sistemi di gioco che Viali ha utilizzato durante la sua carriera. Viali
Toscano che sono chiaramente dipendenti dai risultati, come tutti gli allenatori, no Carlo? Sì. Lo dicevamo proprio all'inizio della trasmissione. Il campo sarà il giudice supremo dell'avventura di Ali a Catania. Su Di Gennaro sta facendo tanto per rimettersi ovviamente in gioco, ma chiaramente dovremo aspettare probabilmente la fine di questa stagione per quanto riguarda Di Gennaro e rivederlo appunto al massimo nella prossima. Anche lui sta veramente, vediamo messaggi social spesso di Gennaro che illustra anche il suo lavoro per ritornare il più presto possibile a disposizione. Vado adesso dal nostro Franco Cammarasana che vedo già pronto eccoci qua, buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio a voi. E allora andiamo a parlare di questo Trapani, come sempre la prima domanda è relativa all'aspetto extracampo, ricordaci quelli che sono le scadenze e il momento che attraversa la squadra e ovviamente anche il club. Chiaramente alla prima scadenza è il giorno 26 quando il Tribunale Federale esaminerà l'ultimo differimento del Trapani. È possibile l'aumento di quel gruzzolo di punti di penalizzazione che sono arrivati fino a 5. Tra l'altro sono stati resi noti anche le motivazioni per cui sono stati appioppati altri 5 punti recentemente dal Tribunale Federale, appunto perché i pagamenti sono stati fatti nell'ultima scadenza di febbraio, però non attraverso il conto dedicato ma attraverso altri conti correnti, in quanto il conto corrente dedicato del Trapani Calcio risulta essere pignorato. Vorrei aggiungere una nota per quanto riguarda sempre la società della Sport Invest, che poi è la società che gestisce entrambe la squadra di calcio e la squadra di basket, che in questi giorni l'Under 19 di pallacanestro è stata esclusa dal campionato per aver rinunciato 2 volte alle ultime 2 gare in programma nel campionato, quindi proprio siamo ai minimi termini. Peggio di così non poteva andare questa stagione per quanto riguarda la pallacanestro trapanese. Per quanto riguarda, tornando al calcio, il Trapani è reduce del pari 1-1 con la Z Picerno. Si è visto un buon Trapani nel primo tempo, dove ha giocato con 8 undicesimi diversi rispetto alla partita precedente. Ovviamente si aspetta conferma domenica, perché alle 14:30 al provinciale arriva il Potenza che è reduce da un'ottima prestazione e soprattutto da un risultato convincente per 3-1 mercoledì sera sul Latina davanti a oltre 5.000 spettatori nella gara di andata dei quarti di Coppa Italia di Serie C. Il Potenza ci tiene molto, così come tiene molto anche al campionato, perché non è del tutto escluso che possa in questo rush finale del campionato entrare in maniera stabile nella griglia dei playoff. A 41 punti il Trapani probabilmente per sommi capi porrà la stessa formazione di Picerno. Fra l'altro c'è qualche dubbio, adesso vedremo la formazione. Arbitrerà l'incontro Giuseppe Rispoli di Locri, è un arbitro con cui il Trapani non ha mai ottenuto un successo pieno. Speriamo che questa tradizione venga smentita domenica in occasione della gara col Potenza, ripeto, che si preannuncia gara in gran forma. Andiamo alla probabile formazione, se sei d'accordo? Andiamo alla probabile, ecco, sì. Franco. Sì, alla propria formazione intanto dico che De Giorgio insisterà sicuramente con il 4-3-3. Il Potenza nelle ultime partite ha adottato sempre questo modulo. Il Trapani dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 oppure col 4-3-2-1, probabilmente col 4-2-3-1, e dovrebbe scendere in campo con Galeotti tra i pali, poi dietro con Ortisi, Pirrello, Vimercati e Cozzoli, oppure Nicoli al posto di Cozzoli, poi a centrocampo Celeghin e Nica o Giovanni Aronica al posto di Nica, quindi poi dietro a Battimelli la punta avanzata, Balla l'ultimo arrivato, Wilkelman e Benedetti, molto probabilmente, che dovrebbe tornare a giocare sin dal primo minuto. Questa per sommi capi quella che dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo domenica contro il Potenza.
Grazie Franco Camarasana, alla prossima con gli aggiornamenti. Ne dava uno anche Franco, legato al Potenza, che è squadra che ha fatto la finale di Coppa Italia, vincendo con il Latina 3-1 la finale di andata, 3-0 in vantaggio, e poi il gol del Latina, per cui è una squadra chiaramente che viene da una settimana molto importante con questa finale di andata della Coppa Italia di Serie C, in cui sono impegnate, fra parentesi, 2 formazioni del girone del Catania. Andiamo adesso, prima di andare a Siracusa dal nostro Marco Petrolito, che vedo già inquadrato, ma gli chiedo di avere un attimo di pazienza, perché voglio tornare da Ermanno, perché ritorno sull'aspetto difensivo del Casarano, per verificare intanto nel taglio numero 2 sul Casarano la concessione degli spazi fra le linee. Questa è una situazione di cui il Catania, come sempre, può provare ad approfittare. Sì, capita spesso che si difendono con tanti uomini, però non riescono a coprire bene quelli che sono gli spazi tra la linea difensiva e la linea del centrocampo, e soprattutto a chiudere quelli che sono degli spazi creati con degli inserimenti o dei tagli. Vediamo proprio da questa clip video, qua contro il Foggia addirittura si crea una situazione dove c'è un taglio esterno, quindi diciamo una sovrapposizione interna del giocatore del Foggia. Qui c'è un 4 contro 2 in maglie bianche, quindi in maglia Casarano, che non viene in qualche modo sfruttato, anzi addirittura questo inserimento del giocatore d'amico del Foggia che non viene chiuso, e si crea grande pericolosità. Altra azione, diciamo, di alta pericolosità è proprio questa col Cerignola, dove da un passaggio da fuori a dentro e inserimento del giocatore che aveva appoggiato questa palla centralmente, questo taglio non viene completamente letto né dai centrocampisti quantomeno dal difensore centrale, e qui è Russo a creare un'ottima para al gol per il Cerignola. E invece qui col Monopoli, se è proprio l'azione del gol del Monopoli, qua vediamo che tutti si alzano un pochettino la linea e guardano unicamente la palla. Su questa giocata forte sulla punta, e la punta esegue uno scarico su un giocatore che si trova tra le 2 linee, vedi la linea di centrocampo e la linea di difesa, 2 linee anche abbastanza affollate. Su questo spazio nessuno riesce a uscire o impedire la visione della porta, e addirittura qua il braccetto del Monopoli a smarcarsi bene, a trovare la porta e a trovare l'1-1. Quindi queste zone qui potrebbero essere, se attaccate con i tempi giusti, se lavorate con i tempi giusti, potrebbero essere delle zone dove il Catania può fare. Ho visto il movimento di Caturano di prima, sì, paragonato a quello che ho visto in questo momento, mi sembra a quello che fa Longo, no? La presa di posizione laterale, aprire il braccio, prendere spazio e appoggiarsi su quelli che sono poi dei riferimenti vicini. Che ti rendono anche un pochettino più imprevedibile la manovra offensiva. Chiudiamo questa analisi della difesa del Casarano andando ai piazzati. Sì. Questa è un'analisi che facciamo spesso e volentieri nella nostra trasmissione, vedere come reagiscono a livello difensivo quando ci sono dei calci piazzati. Sì, addirittura ho preso 3 video, tutte e 3 video il Casarano prende gol. Ecco. Nelle saranno ultime, contenti analisi chi delle ultime via 5, streaming. No? Vedi qua tutto marcatura uomo, con 3 giocatori che invece uno, diciamo, sul corto, gli altri sul vertice dell'area piccola e l'altro a ricerca palla. Qui il Siracusa muove un pochettino il pallone, perde D'Alena completamente il riferimento della marcatura. Sempre qui stiamo parlando di un inserimento non seguito, visione del difensore solamente della palla. Su questo cross nasce l'uno pari poi definitivo della partita contro il Siracusa. Qua vediamo il gol preso invece contro il Cosenza. Qui è un piazzato laterale dove c'è una marcatura mista, 4 sono in linea, altri vanno a marcare a uomo, e poi c'è il giocatore in guardia sul primo palo, però qui c'è una piccola finta, tutti si schiacciano su questa linea, si crea una densità in zona primo palo. Poi vediamo Ferrara e Versienti invece che coprono chi il vertice dell'area piccola del primo palo, chi il secondo palo. Qui vediamo Grandolfo non riuscire a staccare di testa, viene anticipato sul primo palo e si trova il gol del Cosenza. Però qui diciamo che la linea era messa bene, è stata anche un po' sfortunata su questa zona. Stessa zona in cui prendono gol proprio con Cerignola, sempre su piazzato laterale. Qui vediamo una marcatura anche qui mista, ci sono delle marcature a uomo e delle marcature invece in linea. Qui vediamo Ferrara però che nell'azione precedente era messo un pochettino più basso, qui è troppo alto, non riesce mai a prendere il pallone, e su questa spizzata proprio davanti al vertice dell'area piccola si trova il gol. Caro, non è meglio scegliere? Cioè quando sei lì in mezzo all'area, magari come diceva Ermanno, ma sono miste, no? Una parte a uomo, una parte a zona, poi dipende anche ovviamente dalla zona dell'area di rigore, però non si rischia di cadere in confusione, diciamo, in Marco, taluni casi. Quando ci sono dei calci di punizione laterale,
è un po' più... Una fase a zona la devi fare, una parte a zona la devi fare, mentre sugli angoli... come fai la uomo. Mentre sugli angoli chiaramente puoi scegliere, devi scegliere. È fondamentale la posizione dell'uomo a copertura del primo palo. Ci deve essere un uomo, un buon saltatore, un tempista, un uomo attento che sappia leggere le traiettorie della palla. Ecco, così spieghiamo meglio appunto ulteriormente quello a cui aveva accennato Ermanno. Lasciamo un attimo il Catania, perché andiamo a Siracusa dal nostro Marco Petrolito per parlare della partita con il Picerno. Marco, buon pomeriggio, ciao. Ciao, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti voi in studio. Sfida da dentro fuori, quella del Siracusa di domenica, che affronta il Picerno in quello che rappresenta uno scontro diretto di vitale importanza, dato il distacco di 8 punti in classifica dai Lucani, che al momento sono quintultimi e che dal canto loro non vincono da oltre un mese. Per l'occasione il tecnico dei Leoni, Marco Durati, dopo il KO di Latina, farà ricorso agli uomini migliori, quelli di maggiore esperienza, dato che i Leoni non possono più sbagliare e che la gara di domenica rappresenta, come detto, un'ultimissima chance per provare quantomeno a rientrare nella lotta salvezza, cercando di fare più punti possibili in attesa della penalizzazione, che come sappiamo anche qui potrebbe ridurre al minimo o quasi le speranze di salvezza della squadra retusea. Solo facendo più punti possibili, infatti, ne servono almeno una decina, se non oltre, nelle ultime 6 partite stagionali. Il Siracusa può ancora sperare nella disputa dei play-out, in considerazione del fatto che se dovessero esserci più di 8 punti di distacco tra penultima e quintultimo, tra la terzultima e la quartultima, ecco, il doppio confronto salvezza non si svolgerebbe. In quel caso si prospetterebbe una retrocessione diretta per il Siracusa, naturalmente opzione questa che tutti qui vogliono scongiurare. Serve dunque vincere. Per questo anche i tifosi sono chiamati ancora una volta a sostenere più che mai la squadra. In quest'ottica sono previste anche delle riduzioni per le donne degli anni 18 nel prezzo del tagliando valido per assistere alla partita, che è già acquistabile in prevendita al 5 euro, per far sì appunto che la cornice del De Simone possa essere degna di una sfida così importante e più che mai decisiva per la compagine siracusana. Se vuoi Marco andiamo a vedere anche quella che è la probabile in vista della sfida con il Picerno. Andiamo a vedere appunto la probabile formazione del Siracusa. Perfetto, azzurri che dovrebbero poter contare finalmente su Zanini, sulla corsia destra della difesa. Oggi il giocatore ha lavorato con i compagni dopo un periodo in cui aveva lavorato a parte, mentre a centrocampo non ci sarà Riccardi, che è stato fermato dal giudice sportivo per un turno di squalifica. Si va dunque verso il consueto 4-2-3-1 che schiera mister Turati ormai dall'inizio della stagione, con Farroni tra i pali, Puzzone o come dicevamo Zanini in alternativa sulla destra. Perciardi e Bonacchi saranno i 2 difensori centrali che giocheranno dunque appunto al centro della difesa. Cancellieri a girare sulla sinistra, Limonelli e Candiano a fare da filtro, mentre in avanti a supportare l'unica punta di ruolo Gabriele Arditi dovrebbero essere rispettivamente da destra Di Paolo, Frisen o in alternativa Gudelevicius e a sinistra Valente. Grazie Marco Petrolito, alla prossima su Preview. Grazie ovviamente e anche anteprima corner nei nostri telegiornali. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo perché andiamo ad analizzare ancora qualche dato tattico e qualche scheda relativa all'avversario del Catania e poi ci proiettiamo anche a parlare di pallanuoto e calcio a 5. A fra poco. Di nuovo Preview, e allora io voglio andare subito da Anna perché ci sono altri messaggi da casa. Salve, siete fantastici. Lunedì il Catania vincerà, ma prenderà pure il primo gol in casa. Saluti da Giovanni. Pensiamo a difendere il secondo posto e poi concentriamoci sui play-off. Forza Catania. Invece Ignazio 50 ci scrive: buongiorno a tutti dello studio. Ultimamente, anzi da diverse partite, era diventata una sofferenza per un non gioco di Toscano. Spero non sia tardi, vedremo il nuovo allenatore che moduli adotterà. Forza Catania. E ancora Michele da Milano: buon pomeriggio allo studio. Secondo me la dirigenza è stata troppo precipitosa, bisognava aspettare la fine della stagione e dei playoff e decidere di conseguenza. Forza ragazzi e forza Catania. Beh, c'è chi ad esempio dice che la dirigenza ha rallentato troppo nella scelta, no? Perché poi alla fine insomma, la coperta è sempre la stessa, dovunque la tiri diventa sempre corta. Ognuno, le opinioni di tutte vanno rispettate. Chiaro. Sappiamo benissimo che c'era chi voleva questo cambio da prima e chi oggi invece non è contento del cambio perché dice a 6 giornate dalla fine insomma non era il caso, ecco, quindi sarà il campo, come ripeto, sempre, Marco, come il giudice supremo se la scelta è stata azzeccata o meno. Ma ne hanno parlato anche in conferenza stampa, no? Perché Viali è
ha un contratto fino al 2027, ma è stato chiaro sia quello che ha detto lui che quello che ha detto Grella subito dopo Zarbano. Nessuno è alla ricerca del contratto, si gioca per questi 3 mesi ed è fondamentale che sia così, perché poi alla fine sarà giudicato Viali dalla dirigenza e sarà giudicata la dirigenza attuale dalla proprietà, perché poi funziona così, no, nel calcio. Ma è giusto che sia così, è giusto che tutti siano in discussione e devono portare a casa l'obiettivo, ecco, quello che era l'obiettivo di inizio stagione. Se il Catania andrà in Serie B ci sarà continuità con questo allenatore, se non dovesse andare bisognerà vedere quali saranno le valutazioni della proprietà rispetto a Viali. Rispetto a Viali e rispetto a tutte le scelte che sono state fatte anche dalla dirigenza in questa stagione, mentre vediamo appunto proprio il presidente del Catania Pelligra insieme a Grella, ad esempio in questa la classica posizione seduta durante le partite dell'amministratore delegato e vicepresidente e del presidente quando è presente al Massimino. Ritorniamo alle nostre all'avversario del Catania, andando a vedere quelle che sono le schede dell'allenatore del Casarano, per cui andiamo a vedere Di Bari, la sua scheda, classe 1983, è stato l'allenatore della formazione primavera del Bari, e con il Casarano ha conquistato la promozione dalla Serie D, mantenendo poi quella che è la panchina e anche con risultati tutto sommato discreti nel campionato, per la realtà che è quella che è la realtà chiaramente del Casarano. Andiamo a vedere il giocatore più importante, diciamo, di questa squadra, che ovviamente non poteva che essere Cosimo Chiricò. Ne abbiamo parlato poco fa, chiaramente con i suoi 15 gol in questa stagione, corredati anche da molti assist. Al Catania, pensate, aveva fatto 6 reti in 33 presenze nel suo campionato, è stato poi anche il primo del Catania in Serie C con questa nuova dirigenza. Ha nel suo palmarès 4 promozioni in Serie B e la vittoria almeno una volta di ogni girone della Serie C. Questo è un dato statistico che ci riassume, Carlo Ermanno, quello che è questo giocatore, no? Un top player sicuramente. A Catania era partito benissimo con mister Tabiani, i 6 gol sono stati fatti proprio con lui, ha avuto un calo incredibile con mister Lucarelli, probabilmente non ha trovato il feeling giusto e l'empatia giusta per rendere così come stava rendendo con mister Tabiani. E per quanto riguarda anche ancora una postilla sul Casarano, mancano 2 giocatori che per il loro sistema di gioco sono fondamentali. Caiazzo a destra e Pinto a sinistra, e ha dovuto adattare dei giocatori che stanno facendo bene, ma sicuramente sono dei rattoppi in quelle zone del campo. Delle alternative, diciamo, in questo senso. Non è un'alternativa, dicevamo, Chiricò, lo sappiamo, e allora con Ermanno, perché poi andremo a verificare anche quello che è il gioco d'attacco del Casarano, ma io prima voglio concentrarmi proprio su Chiricò, perché andiamo a vedere alcune sue perle, ma anche alcune sue scelte tattiche durante le partite scorse. Diciamo che quello che non ha trovato a Catania con Lucarelli era la libertà, no? Di fare un po' quello che gli pare, perché è un giocatore dall'estero e dalla capacità tattica che può spaziarsi ovunque. Quello vediamo proprio puntare l'uomo contro il Siracusa, vorrebbe rientrare sul suo piede forte, ovvero il sinistro, non lo può fare perché l'avversario lo conosce, lo manda sul destro, va comunque sul destro, entra dentro in aria e ricerca questa palla forte, addirittura con la punta per lo scarico del compagno. Questo è uno sviluppo laterale che poi vedremo anche successivamente con il taglio sugli sviluppi laterali. Qua vediamo invece quello che dicevi tu prima, no? La bravura nelle scelte. Qui vede, guarda, già analizzato un po' tutta la situazione, analizzato compagni, analizzato la linea difensiva, analizzato gli spazi, e poi analizzato dove mettere il pallone, ha capito già. Sì, con già aveva visto il passo di Caiazzo, poi conosce il compagno, gliela mette lì, e là praticamente c'è scritto spingila dentro, no? Come si suol dire, e poi qua questo è un gol semplicemente da vedere e rivedere. Non l'ho neanche voluto fermare perché
una punizione così vista in Serie C non è da tutti i giorni, quindi è un giocatore diciamo un po' alla Cicerelli, no? come estro, come fantasia e come qualità. Fuori del comune per questa categoria. Fuori dal comune, e soprattutto la bravura del Casarano, la bravura di mister Di Bari è mettere al centro del progetto un giocatore come Chirico, che così come Caturano, se messo al centro del progetto, possono essere giocatori dai 15 gol a stagione, ancora stagione in corso, dagli 8 assist ancora stagione in corso. Quel classico giocatore, poi vengo da te ancora Carlo, che vuole sentirsi protagonista, no? Sì, questi chiede di essere protagonista. Sono giocatori che devi coccolare, che non puoi bacchettare perché risentono magari nel rimprovero, in un atteggiamento rude, e vengono penalizzati, ecco, poi nelle loro prestazioni. E mi riferisco anche alla giocata che fa su Caiazzo, quel filtrante lo fa il giocatore che ha personalità, che rischia anche di poter sbagliare perché aveva anche altre soluzioni più semplici, si poteva Ma quando appoggiare rischi di poter sbagliare? Quando sei sicuro di te stesso, no? In quel momento. Quando hai una consapevolezza. Ha la consapevolezza che lui sa mettere la palla col tempo giusto, con i giri giusti, nel posto giusto, al momento giusto. Per la categoria a Catania ce lo ricordiamo è un fuoriclasse. con quel gol alla Casertana da prima di centrocampo. Mi ricordo queste due trasferte, Caserta e Benevento, dove fu grandissimo protagonista, dei lampi in quella stagione, con un gol meraviglioso, quello da centrocampo a Caserta, dei lampi che però non sono seguiti poi a delle prestazioni Marco, costanti. A Chirico va messa ogni sera la copertina a posto, lo fai dormire tranquillo, passi da casa sua e gli metti la copertina. E questo lo farà Di Bari sicuramente. Anna, se vedo che ridevi sulla copertina, perché anche lì si può discutere sul discorso della coperta di Chirico, non è Linus, ma invece io volevo avere altri messaggi invece dalla nostra Anna. Per me Viali utilizzerà lo stesso modulo, il 3-5-2, con Quaini che a centrocampo farà la saracinesca e Jimenez che sarà assist man di Caturano e Lunetta con Casasola al solito. Invece Salvo Abbonato Tribuna A ci scrive: buongiorno, sono convinto che bisogna partire con la difesa a 4 con Casasola e Donnarumma che in alternanza possono attaccare e continuare a dare il contributo offensivo dato sinora. E ancora Gerò da Catania: buonasera allo studio, vorrei chiedere, non sarebbe meglio un 11 fisso in modo da avere un telaio fisso anziché sostituire ogni qualvolta? E ancora ci chiedono notizie di aggiornamento su Torre del Grifo. E poi chiudo con un messaggio di Nicola49: secondo me la colpa di Toscano è stata quella di non verticalizzare le manovre ma solo aggirare l'avversario. L'11 fisso ormai non c'è più. Sì, ci sono degli interpreti che difficilmente Marco, cambi. Abbiamo visto per esempio il Benevento, no? Sapevamo che gli 11 un po' erano quelli lì del Benevento, no? Con dei ruoli predefiniti, ma anche il Catania prima dei tanti infortuni, se tu devi dire una formazione si sapeva che era quella lì, no? Poi magari ci sono delle stagioni in cui non puoi far giocare sempre lo stesso 11 perché ti vengono a mancare per infortuni diversi giocatori, non trovi la quadra e sei costretto a cambiare tanto. 3-5-2 o difesa a 4, ne abbiamo parlato praticamente per tutta la trasmissione, anche i nostri telespettatori si dividono sulle potenzialità dell'uno o dell'altra scelta, chissà che appunto Viali, come ha detto anche in conferenza stampa, non riesca a fare in modo che le due scelte si sposino anche all'interno della stessa partita. Su Torre del Grifo chiaramente è entrata la società, ha fatto tutta una serie di verifiche, ci sono già dei primi lavori in corso, l'abbiamo già detto, questa è la realtà di Torre del Grifo, diventerà operativa per la squadra a partire dalla prossima stagione, anzi probabilmente dalla preparazione estiva della prossima stagione. Io direi che voglio chiudere ancora con Ermanno, perché voglio fare vedere un ultimo dato tattico legato invece al Casarano per quanto riguarda la fase di possesso. Andiamo alla clip numero 6, do l'indicazione al nostro regista Gaetano Marano, che sicuramente sarà prontissimo per andarla a trovare. Sviluppo laterale e
palla a rimorchio. Sì, qua lo vediamo col Siracusa, proprio Celiento che il mister ha parlato un po' di questo giocatore, di come si stia reinventando in maglia rossoblu. Sì. Qui loro ricercano tanto questa giocata a rimorchio, soprattutto su palla laterale, quindi non cercano quella palla tra il portiere e la difesa, ma cercano spesso questo smarcamento dell'attaccante o dell'esterno opposto, del trequartista che si trova in zona, che si stacca per ricevere quella palla dietro. Perché? Perché è una palla imprevedibile, perché è una palla che, come vedrai adesso da questa clip col Foggia che è molto più chiara, tu vedi su palla laterale la difesa, la linea difensiva si abbassa sempre perché deve coprire quelli che sono gli ultimi 6-8 metri. In questo movimento, se tu fai uno smarcamento in direzione opposta rispetto alla corsa del difensore, lo prendi in qualche modo alla sprovvista e ritrovi sempre uno spazio libero. L'aveva fatto prima Chirico, l'avevamo visto con l'assist per Celiento, l'abbiamo visto qui adesso con Grandolfo che si tira fuori benissimo perché vede che il suo difensore sta guardando solo la palla, quindi lo spazio si trova staccato. È bravo in realtà qua il centrocampista del Siracusa a intercettare questa giocata. Gli riesce meglio contro il Foggia, dove esaltano, no, lo smarcamento di Cerbone, classe 2007-18 anni, che secondo me è un profilo da vedere, da esaminare, così come Esposito del Sorrento. Sono due giocatori giovani che chissà se li possiamo vedere anche in maglie un pochettino più blasonate nel corso della loro carriera. Vi ricordo anche, prima di chiudere questa terza parte e poi rivederci fra pochissimo per l'ultima di preview, che lunedì sarà consegnato, Carlo, poco prima dell'inizio della partita, anche il quarto premio Stefania Sberna, collegato appunto al ricordo nell'anniversario della scomparsa della nostra amata collega, amata da tutti i tifosi come voce, come speaker meraviglioso e meravigliosa del Catania. La targa, il premio, questa lunedì andrà a Pieraccini, per cui giocatori giovani che vengono premiati appunto con questo riconoscimento intitolato alla nostra, io dico sempre alla nostra perché è veramente un patrimonio per tutti i tifosi del Catania, Stefania Sberna. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per l'ultima parte di preview. Siamo quasi in conclusione della nostra preview, ma ancora ci sono tante cose da vedere. Ad esempio, il momento del Casarano, ne abbiamo parlato con il collega che è intervenuto dalla Puglia. Andiamo a vedere attraverso la grafica quelle che sono le ultime partite del Casarano, con la vittoria di Cosenza di cui abbiamo già parlato, la sconfitta in casa del Monopoli, il pareggio con il Siracusa, la vittoria in casa del Foggia, la sconfitta di Cerignola, per una squadra che comunque ha 43 punti in classifica con 12 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte nelle 32 partite giocate fino ad ora. Ovviamente ne mancano 6 per tutti alla fine della stagione regolare. Andiamo ai precedenti e al pronostico soprattutto dell'intelligenza artificiale con la nostra Anna. Nel 99 un pareggio 0-0, nel 93 2-1 e nel 92 1-1. Pronostico dell'intelligenza artificiale 2-0 con gol di Caturano ed Ausilio. Poi raccogliamo tutte queste, grazie Anna, raccogliamo tutti questi pronostici per vedere quanti sono stati azzeccati, perché all'inizio ci prendeva un po' di più l'intelligenza artificiale, mi pare, a naso, se ricordo bene. Adesso invece non sempre, però speriamo questa volta per il Catania chiaramente che possa farlo. Andiamo all'ultima punto tattico della nostra trasmissione, sempre sotto l'aspetto del possesso, la fase di possesso del Casarano, la ricerca della verticalità. Sì, perché può essere un piano diciamo tattico, no, differente, che può in qualche modo alle volte sorprendere anche la difesa avversaria. Qua vediamo Bacchin che ha un ottimo rilancio, addirittura a più di 70 metri, ricercato benissimo l'inserimento e la velocità di Cerbone, che qui non è bravissimo nel controllo palla, però vedi, ricerca delle punte, ricerca della verticalità diretta. Bacchin che esegue un altro
altro rilancio qua col Cerignola, dove la squadra aveva un po' di difficoltà soprattutto nella costruzione perché la pressione del Cerignola era ottima, e qui vediamo Sant'Arcangelo spizzare questa palla, quindi ricerca della punta che spizza, è bravissimi sia Leonetti che Grandolfo ad attaccare quella che è l'ultima linea, la linea difensiva del Cerignola, e a trovare il gol di Leonetti. Addirittura Leonetti è da un po' che non si vede in campo, però in otto presenze aveva siglato già 2 reti con la maglia del Casarano. Però questa è una soluzione che secondo me potrebbero portare anche al Massimino. Vediamo spesso anche nei campionati maggiori, è sempre più usata, che il portiere va a trovare portieri sempre più bravi con i piedi, che riescono anche a trovare la verticalità. Ma soprattutto è importante, no, avere un piano B, perché il piano A ne abbiamo parlato solitamente tutta la trasmissione, no? Sì, il piano A è soprattutto la costruzione, soprattutto quello di indirizzare la pressione avversaria su una determinata zona o portare a liberare quello che è lo spazio e profondità. Quando alle volte la squadra si trova in difficoltà non si può in qualche modo infliggere dolore da solo, deve anche avere la possibilità di saperla mettere sopra e di avere dei giocatori che sanno attaccare la profondità, che la sanno spizzare o che la sanno comunque riattaccare in quella zona. E giocare d'altronde col calcio attuale, anche questo serve ovviamente sulla pressione anche dell'attacco avversario. Andiamo a vedere chi sarà l'arbitro della sfida del Massimino di lunedì, che lo ricordiamo seguiremo attraverso Diretta Stadio a partire dalle ore 20, Gioele Jacobellis di Pisa, e poi gli assistenti Sicurello e Rispoli, il quarto ufficiale Ramondino, l'operatore FVS Leotta. Diamo spazio adesso all'Orizzonte, perché ne abbiamo avuto ospiti 2 ragazze dell'Orizzonte nell'ultima puntata con la Coppa Italia appena conquistata, e la loro presenza qui è stata positiva anche per loro, perché alla fine loro sono abituati a vincere, ma con il successo dell'ultima partita di campionato importantissimo in casa della SIS Roma 11-9, l'Orizzonte Catania è tornata in testa alla classifica, del maggiore campionato di pallanuoto femminile, con un punto di vantaggio proprio su Roma e Rapallo. Ci andiamo a sentire Aurora Condorelli, che ci spiega il momento dell'Orizzonte, che è attesa da una partita di Champions che non ha più valore di classifica. Sentiamo. Siamo molto contenti di aver messo questo tassello fondamentale, cioè vincere la partita contro la SIS Roma e arrivare in vetta alla classifica. Domani giocheremo l'ultima partita di Champions contro il Terrassa, lo giocheremo un po' con la mano in bocca, perché ad oggi sappiamo che potevamo fare molto meglio e magari arrivare alla seconda fase di Champions. Però useremo questa partita per crescere come squadra e migliorare il nostro gioco, che ci servirà per completare il campionato al meglio. Ed è quello che auguriamo ovviamente all'Orizzonte Catania, dopo la vittoria della Coppa Italia, ripetersi magari anche in campionato. Caro, tu eri estimatore, tutti lo erano, no? Di Maradona? Eri estimatore di Maradona, ovviamente. Chi può il calcio, no? E allora ti invito, anzi ti invita la Meta Catania a un particolare museo, è un temporary museum dedicato a Diego Armando Maradona, in occasione della gara di campionato tra Meta Catania e Napoli Futsal, in programma il 3 aprile 2026 alle 20:30 al Pala Catania. Ci sarà la possibilità di vedere dei pezzi esposti, pensate, maglie originali, scarpini, parastinchi, addirittura la celebre giacchetta del riscaldamento, quella per intenderci di Life is Life, no? Che ricordiamo tutti, che insomma ormai perversa sempre su YouTube con Maradona che palleggia. Ci sarà anche questa giacchetta, per cui appuntamento importante prima della partita della Meta Catania contro Napoli il 3 di aprile, a partire appunto dalle 20:30. Ci sarà appunto la possibilità di vedere questi importanti cimeli. Carlo e Ermanno, che appuntamento avete la prossima settimana con preview, no? No. Settimana prossima si va in Puglia, si va a rappresentare la Sicilia al Torneo delle Regioni, quindi Ermanno sarà un collaboratore tecnico e match analyst
di Mister Betta, andiamo lì a cercare di portare quanto più in alto possibile il calcio siciliano. I colori della nostra Sicilia, e questo vi fa senz'altro onore. Noi diciamo saremo un po' più tristi perché non vi avremo qui, ma ci sarà ovviamente altri opinionisti e ospiti che commenteranno le vicende del Catania. Io intanto vi saluto e vi faccio allora anche l'in bocca al lupo. Ciao Carlo. Grazie Marco, ci vediamo prossimamente e buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Con Ermanno invece ci vediamo fra 2 venerdì. Ci vediamo fra 2 venerdì, però venerdì avrete comunque il contributo delle analisi tattiche sempre che arriva gestite puntualmente dal nostro Ermanno Florio. Come Intanto invece, ci vediamo domenica. Questo è fuori di dubbio. Come invece puntuale è sempre la nostra Anna, che ci sarà invece venerdì. Tu non vai al torneo delle regioni, no? No, io sono qui con te perché solo non posso lasciarti, Marco. Assolutamente no. Quindi vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30 sempre qui su Telecolor. Grazie Anna, e noi vi ricordiamo appunto domenica l'appuntamento, anzi lunedì, scusate, vedete ormai siamo arrivati alla fine anche per me, dico comunque lunedì vi aspettiamo su Telecolor per vivere insieme la partita con il Casarano, con diretta stadio a partire dalle 20. Se volete rivedere questa puntata lo potete fare attraverso il nostro sito siciliaweb.it. Noi ci vediamo venerdì prossimo, ciao a tutti.